Valle Vecchia, vicino a Caorle, è un'area bonificata 50 anni fa di circa 900 ettari, posta lungo la grande fascia lagunare del Veneto orientale. Qui, tra la terra e il mare, Veneto Agricoltura, l'ente della regione per i settori agricolo, forestale e agroalimentare, ha saputo dimostrare come natura incontaminata e le grandi distese dell'azienda agricola possono convivere in un unico mirabile equilibrio. Proprio Valle Vecchia è al centro di un'attività sperimentale sulla possibilità di utilizzare l'olio vegetale di colza come combustibile per autotrazione nei trattori agricoli. Il colza appartiene alla famiglia delle crocifere e al genere Brassica. Seminata in autunno e raccolta a fine primavera, questa pianta viene molto apprezzata, in quanto sostituisce nell'avvicendamento colturale il frumento o più in generale i cereali vermini. Svolge anche il ruolo di coltura da rinnovo, in quanto apporta al terreno abbondanti quantità di sostanza organica. In questi ultimi anni, l'interesse per il colza è legato all'ottenimento di un olio combustibile per motori diesel impiegato in forma pura o miscelato a gasolio. Visto il recente interesse del mondo agricolo verso le filiere agroenergetiche, Veneto Agricoltura ha deciso di condurre un'attività di confronto varietale sul colza. La prova si è svolta mediante la coltivazione di 8 differenti semi di colza, ibridi e varietà, attualmente in commercio, interessando una superficie totale di 24 ettari. Per la prova sono state adottate in fase di preparazione del terreno 2 diverse tecniche agronomiche, una con sistema di lavorazione convenzionale e l'altra con pratiche di minima lavorazione. La fase della raccolta è un momento particolarmente delicato. Infatti, attendere la piena maturazione di tutti i semi può tradursi in consistenti perdite del prodotto, in quanto le silique deiscenti già mature si aprono più facilmente, lasciando cadere a terra i semi maturi. L'agricoltore quindi deve individuare il momento più favorevole per la raccolta, ovvero quello in cui si ha la migliore media di maturazione dei semi presenti sulla pianta. Il momento ottimale si presenta quando l'umidità del seme scende intorno al 12-14%. La raccolta a Valle Vecchia viene effettuata con l'impiego di mieti trebbiatrici con tradizionale testata da frumento, appositamente modificata per la trebbiatura del colza. Sul lato destro della piattaforma di raccolta è montata una barra falciante verticale per facilitare, durante l'avanzamento della macchina, l'apertura della barriera vegetale particolarmente attorcigliata, riducendo di conseguenza significative perdite di prodotto. In virtù delle buone condizioni climatiche registrate durante il ciclo vegetativo della pianta, l'annata è stata particolarmente produttiva, con una resa media di circa 3 tonnellate per ettaro, per un totale di seme raccolto di circa 72 tonnellate. Il seme raccolto viene trasportato in azienda per la pesatura e in seguito conferito presso una struttura esterna per essere pulito ed essiccato. Il processo di spremitura richiede l'impiego di seme preventivamente depurato da corpi estranei, come paglie e pezzi di terriccio, e soprattutto da corpi metallici, che potrebbero danneggiare seriamente il funzionamento meccanico delle presse. Oltre a ciò,
Ai fini della spremitura, il seme viene sottoposto ad essiccazione fino a raggiungere un contenuto di umidità inferiore al 9%, garantendo in questo modo la buona conservazione del prodotto. Veneto Agricoltura, presso l'azienda Valle Vecchia, si è dotata di un sistema completo di spremitura a freddo e filtrazione per la produzione dell'olio vegetale. Si tratta di un vero e proprio frantoio, decentralizzato, di dimensioni adatte per un'azienda agricola media o per un gruppo di aziende consociate. La tecnica di estrazione dell'olio è di tipo meccanico. Si impiegano delle presse a vite e non avviene alcuna raffinazione chimica. La resa in olio varia dal 30 al 40%. Contemporaneamente si estrae il panello proteico o expeller, un coprodotto dell'olio vegetale utilizzato nella razione alimentare di animali da ingrasso, in modo particolare per suini e bovini. La vendita del panello rappresenta una voce economica importante che va ad integrare il reddito aziendale. A tal riguardo è stato concretizzato un accordo commerciale con un'azienda zootecnica ubicata vicino al comprensorio territoriale di Valle Vecchia, la quale conta circa 1.300 capi da latte, di cui 100 giovani capi da rimonta sono stati individuati per il consumo del panello di colza. Il processo di produzione dell'olio vegetale puro è semplice e non comporta necessariamente un'organizzazione di tipo industriale. Il prodotto può diventare così una fonte energetica locale. L'impianto è composto da un gruppo spremitura con capacità lavorativa di circa 120 kg di seme all'ora, produce circa 40 kg all'ora di olio grezzo e circa 80 kg all'ora di panello proteico, e da un gruppo per il trattamento e filtrazione dell'olio grezzo. L'olio vegetale puro di colza prodotto deve avere delle caratteristiche specifiche che soddisfino i requisiti stabiliti nella norma DIN V 51605 colza, il cui impiego come carburante garantisce il buon funzionamento del trattore. L'olio di colza, una volta regolarizzati gli adempimenti fiscali con l'Agenzia delle Dogane, verrà utilizzato da Veneto Agricoltura come carburante ecologico su 2 trattori agricoli di elevata potenza. Uno, unico del genere per ora in Italia, già dotato dalla casa costruttrice della doppia alimentazione gasolio-olio di colza, e l'altro modificato con l'installazione di un particolare kit presente sul mercato, in grado di alimentare il motore con olio vegetale. Su questi 2 trattori, Veneto Agricoltura utilizza come carburante l'olio vegetale di colza, anziché il tradizionale gasolio. Il Fendt 820 Vario GreenTech è il primo trattore di serie venduto in Italia predisposto per funzionare ad olio puro di colza. Acquistato da Veneto Agricoltura, oggi è in dotazione all'azienda pilota e dimostrativa Dossetto Valle Vecchia. Questa macchina di elevata potenza è impiegata per soddisfare le lavorazioni più pesanti del terreno. Si tratta di un trattore da 205 cavalli, 151 kW, già dotato di un sistema a doppio serbatoio e della tecnologia che permette l'eventuale cambio dell'alimentazione da gasolio a olio di colza. Il trattore Lamborghini Victory Plus 230 è stato modificato con un particolare kit che permette di alimentare il motore con olio vegetale di colza. La modifica del trattore è incentrata essenzialmente sulla viscosità dell'olio vegetale di colza. A temperatura ambiente, infatti, l'olio vegetale puro, rispetto al diesel, presenta una maggiore viscosità. Per questo motivo, l'olio deve essere preriscaldato attraverso un scambiatore di calore presente. Attualmente in Italia non esistono aziende specializzate in grado di effettuare queste modifiche. Per questo motivo, Veneto Agricoltura ha incaricato una ditta tedesca di convertire il proprio trattore da gasolio a doppia alimentazione gasolio-olio vegetale.
La prova di collaudo in campo ha rilevato che l'utilizzo dell'olio vegetale puro di colza come combustibile rispetto ad un trattore alimentato a gasolio comporta una perdita di potenza di circa un 3% e un maggiore consumo di carburante del 2% circa. Utilizzare l'olio vegetale come carburante significa perciò rispettare l'ambiente. Essendo un combustibile biodegradabile, ottenuto da fonti rinnovabili, permette di ridurre le emissioni in atmosfera di monossido di carbonio, idrocarburi volatili, particolato e idrocarburi policiclici aromatici.